Dal Negro a Treviso già si rivede qualche bivacco. Camminantes porta avanti l'esposto contro la questura. Dal terzo settore l'appello a un tavolo per studiare una soluzione definitiva. Una folla commossa ha salutato oggi pomeriggio Pietro Monici, morto travolto da un pioppo. La sirena dei pompieri, un lungo applauso per dire addio al giovane che sognava di diventare vigile del fuoco. Blitz all'alba dei carabinieri di Udine che hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati per furti in abitazione messi a segno tra Friuli e Veneto. Colpo allo Stroili Oro di Montebelluna nella galleria di Piazza Vienna, indagano i carabinieri, inventario in corso, probabilmente i ladri sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme. Ancora un raggiro ai danni di una coppia di anziani, ma stavolta il truffatore è stato arrestato dalla polizia, è accaduto ieri pomeriggio in via Monterumici a Treviso. Trasformare gli stabilimenti di Castrette in un grande polo logistico europeo-italiano della moda. Questo è l'obiettivo dell'accordo tra Benetton e Poste Italiane, cauti sindacati che chiedono la piena tutela occupazionale. Un grande interprete, un'orchestra d'eccellenza, un programma che mette a confronto passato e Novecento. A Treviso la stagione concertistica propone uno degli appuntamenti più attesi, Mario Brunello e i solisti aquilani. Buonasera, eccoci in diretta, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora torniamo subito in apertura sullo sgombero che ha suscitato parecchio clamore del parcheggio Dal Negro di Treviso. All'indomani di quel blitz con 50 richiedenti asilo che sono stati di fatto allontanati, risponde la società civile a quel che è successo. Innanzitutto ricompaiono già alcuni bivacchi, sono ricomparsi materassi e coperte. L'avvocata Antonella Tocchetto annuncia che si procederà con la denuncia per le lungaggini da parte della questura. L'Italia, dice, viola la Costituzione e le norme internazionali. Io non sono specializzata in materia, ma mi sono sentita con alcuni colleghi, sì, stanno predisponendo, perché ripeto, articolo 2 e 10 della Costituzione, la Costituzione è la nostra carta e quindi va applicata, e quindi questa sarà la procedura che verrà fatta nei prossimi giorni. Sulla falsariga della sentenza del TAR del Veneto di fine marzo, che ha condannato le questure di Venezia e Vicenza per lungaggini burocratiche nel rilasciare il permesso di soggiorno ai richiedenti asilo, il giorno dopo lo sgombero del Dal Negro, l'avvocata Tocchetto annuncia che ci si muoverà anche a Treviso per far rispettare gli articoli 2 e 10 della Costituzione sui diritti inviolabili garantiti e sul diritto di accoglienza, tutelato anche da norme internazionali come la Convenzione di Ginevra e altre leggi europee. Assolutamente sì, cioè noi non possiamo farli sparire. Capisco che questi non possono dormire per strada e trovano, diciamo così, un luogo dove siano coperti. Bisogna trovare strutturalmente, ma non solo Treviso, Padova, Verona, Vicenza, tutte le città, Brescia, Bergamo, Como, tutti devono trovare una situazione strutturale, perché saranno sempre di più. Non arrivano con le navi, arrivano a piedi dai Balcani. Questi signori venivano a piedi dai Balcani, vedete voi. E mentre si invoca una soluzione strutturale, i 50 migranti sgomberati ieri sono stati trasferiti parte alla caserma Zanusso di Oderzo, parte sono andati in strutture civili e religiose, mentre è certo che almeno 5 sono tornati a dormire al Dal Negro, passando la notte lì, rifiutando i trasferimenti. Proprio la chiusura dell'ospitalità a Monigo, dove dormivano circa 25 persone, ha creato una parte del problema. Quello che lascia comunque un po' l'amaro in bocca è che non sembra si riesca a mettersi insieme per una cosa che è senz'altro complessa, senz'altro complicata, come l'abitare, soprattutto per chi è in condizioni di marginalità in quel del nostro territorio, e che domanda qualcosa che va al di là sia della sola amministrazione pubblica, sia del solo terzo settore, sia del solo volontariato, ma che chiede davvero una concertazione di forze che va che un po' di più. Il tema resta quello della dignità umana da tutelare e della soluzione che non sia temporanea. Piaccia o non piaccia, ma qui abbiamo delle persone che non dobbiamo dimenticare, insomma, la dignità umana pone un'attenzione costante su questi termini e delle risposte che devono arrivare per non semplicemente spostare il problema da un'altra parte, ma prendere in carico realmente le situazioni puntuali di ciascuno di questi uomini. E alle critiche del centro-sinistra risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso, Bertolazzi. Criticato, c'erano obiettivamente dei ormai ingestibili problemi di ordine pubblico, ma anche igienico-sanitari. Il Comune
è intervenuto nel momento in cui ha potuto farlo e adesso si cercherà anche di trovare una sistemazione, ma certo che io ho sentito i commenti del centro-sinistra sul fatto che si debba trovare una soluzione, siamo tutti d'accordo. Se dicessero anche dove trovare i fondi per sistemarli tutti sarebbe magari un bel aiuto, perché un conto è dire, un conto è fare. Sicuramente la situazione è diventata difficile perché non c'è solo il problema lì al Park Dal Negro, e penso però che questa amministrazione, anche nel modo in cui ha gestito questa operazione, abbia dimostrato che è sempre attenta comunque prima di tutto al benessere e agli interessi della città. Così dunque Guido Bertolazzi. Intanto CGIL Treviso, Fly CGIL, Auser Treviso e Auser Cittadini del Mondo lanciano un appello a istituzioni e associazioni per affrontare l'emergenza dei senza dimora. Dopo lo sgombero del park si chiede di attivare un tavolo tecnico per individuare spazi da destinare a ricoveri notturni dignitosi. Al centro anche percorsi di integrazione con accesso ai documenti, corsi di lingua e inserimento lavorativo. Il sindacato punta il dito contro le normative attuali e il sistema di accoglienza ritenuti inadeguati. Le associazioni si dicono pronte a collaborare per costruire una risposta stabile e condivisa, e dunque c'è da scommettere che il tema non si chiuderà qui. Adesso torniamo su un altro caso che ha suscitato grande clamore, grande commozione, soprattutto perché oggi è stato il giorno dei funerali di Pietro Monici, il 38enne morto sull'argine della Botteniga, travolto da un pioppo mentre stava pescando con un amico. La sirena dei pompieri, un lungo applauso per dire addio a un giovane che aveva un sogno, che era quello di diventare vigile del fuoco e aiutare gli altri. Quel suo desiderio, ha detto il parroco, continuerà a vivere. La delegazione dei Vigili del Fuoco di Treviso, quella del 118 e poi i tantissimi amici che hanno voluto stringersi ai familiari nel momento dell'ultimo saluto a Pietro Monici, il 38enne morto schiacciato da un pioppo mentre pescava sulla riva del Botteniga. Oltre 1000 le persone che si sono ritrovate nel Tempio di San Nicolò, la chiesa più grande di Treviso, per portare la propria vicinanza a mamma Adele, alla nonna Raffaella, ai fratelli Davide, Silvia e Guglielmo, ai nipoti, e a portare il cordoglio di tutta la comunità trevigiana per quella che appare una tragedia assurda è il sindaco Mario Conte con il presidente del Consiglio Comunale Antonio Dotto ed il vice sindaco Alessandro Manera. La bara, con un cuscino di fiori bianchi e azzurri, è portata a spalla dai pompieri. Pietro aveva un sogno ed era in attesa di entrare definitivamente nel corpo dei Vigili del Fuoco. Pietro aveva una grande fede e nell'ultimo periodo si era avvicinato ai padri carmelitani scalzi. Padre Marco Cauli ha concelebrato il funerale. A ricordare che persona speciale fosse Pietro è Don Oscar Pastro, parroco di Casier. Caro Pietro, siamo qui per te. Siamo qui per salutarti, ma facciamo fatica a lasciarti andare. Grazie Pietro perché sei entrato nei nostri cuori. Grazie perché con te si stava bene, perché sapevi mettere tutti a proprio agio. Grazie soprattutto per il tuo sorriso che non mancava mai. Il tuo sogno era diventare vigile del fuoco, lo sappiamo. Aiutare, salvare, metterti a servizio degli altri. Ora ti affidiamo a Dio, certi che il bene che hai desiderato continua a vivere. Quello che è accaduto ci appare assurdo, continua Don Oscar. Dal nostro punto di vista umano sembra una coincidenza inspiegabile. Eppure nella fede possiamo almeno intuire che anche dentro questa grande disgrazia non siamo soli. La commozione è tanta. Al termine della cerimonia il feretro è portato ancora a spalla dai colleghi Vigili del Fuoco che alla fine hanno voluto salutare Pietro per l'ultima volta con le sirene dell'autopompa e l'applauso della folla è diventato scrosciante. E ora
Ora torniamo alla cronaca di queste ore. Il blitz all'alba dei carabinieri di Udine che hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti indagati per furti in abitazione che sono stati messi a segno a cavallo tra Friuli e Veneto e anche dunque nella provincia di Treviso. Hanno colpito 13 volte in meno di un mese in Friuli e Veneto orientale, tra la metà e la fine di gennaio di quest'anno. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, svolte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine, hanno permesso di chiudere il cerchio intorno ad una banda di 5 persone italiane di etnia Sinti. Il GIP del Tribunale di Udine, nei confronti degli indagati, ha emesso 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere ed una ai domiciliari. Il blitz dei carabinieri è scattato all'alba. Tutte le misure sono state eseguite. Destinatari dei provvedimenti sono 3 uomini di San Daniele di 27, 29 e 33 anni, uno di San Vito al Tagliamento di 53 anni e uno di Dolo di 34 anni. I furti attribuiti agli indagati sono stati commessi in Friuli nei comuni di Varmo, Fiumicello, Villa Vicentina, Cervignano del Friuli, Codroipo, Basaldella, San Giovanni al Natisone, Trivignano Udinese e in Veneto a San Michele al Tagliamento, Spresiano e Maserada sul Piave. Il totale del bottino stimato si aggira intorno ai 150.000 euro. In un solo caso, Fiumicello Villa Vicentina, erano riusciti a portare via oggetti preziosi e soldi per un totale di 30.000 euro, mentre a Basaldella si erano impossessati anche di una Mercedes dopo aver trovato le chiavi in casa. I ladri si introducevano nelle abitazioni delle vittime attraverso l'effrazione di porte e finestre e portavano via ogni cosa di valore che trovavano, tra cui gioielli, orologi, soldi contanti, argenteria, macchine fotografiche e monete antiche. Nell'abitazione svaligiata a Varmo, i carabinieri hanno individuato indizi e risultati determinanti a completare il quadro. I militari si sono avvalsi di sopralluoghi, visione di immagini di videosorveglianza di circuiti privati e pubblici e pedinamenti. Dalle indagini è emerso che dopo ogni furto veniva cambiata l'auto per gli spostamenti. E ladri anche nella galleria commerciale di Piazza Vienna a Montebelluna, una serranda addirittura tagliata di netto, indagano i carabinieri, l'inventario è in corso, probabilmente i ladri sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme. Prima hanno forzato le porte scorrevoli della galleria commerciale, poi a colpo sicuro si sono diretti verso la gioielleria del marchio Stroili Oro per quello che sembra un furto mirato fatto da ladri professionisti. Questa è la cronaca del raid che si è compiuto attorno alla mezzanotte in Piazza Vienna a Montebelluna, all'interno del centro Luna, dove sono presenti anche altre attività. I ladri dopo l'irruzione hanno sottratto dei gioielli, ma l'inventario è ancora in corso, forse l'attivazione del sistema di allarme nell'arco di pochi minuti li ha messi in fuga. È scattato l'allarme, sono arrivati sia le guardie giurate che i carabinieri. Io voglio esprimere la mia totale solidarietà nei confronti dei titolari del negozio e voglio ringraziare ancora una volta le nostre autorità che sono intervenute prontamente, quindi un grazie veramente di cuore ai carabinieri. Carabinieri che ora stanno conducendo le indagini, non ci sarebbero testimoni diretti, ma un aiuto potrebbe arrivare dal sistema di videosorveglianza anche pubblica installata nei paraggi di Piazza Vienna. Ogni elemento a questo punto potrebbe rivelarsi utile. Noi metteremo a disposizione qualsiasi cosa sia necessaria per far luce su questa vicenda e per fare in modo che questi delinquenti vengano assicurati alla giustizia, sperando che ricevano ovviamente una pena esemplare. E poi c'è da registrare l'ennesimo raggiro ai danni di anziani, una coppia in questo caso, però stavolta il truffatore è stato arrestato dalla polizia. È accaduto ieri pomeriggio a Treviso, siamo in via Monterumici. L'hanno arrestato mentre si stava allontanando in taxi dopo aver appena messo a segno una truffa ai danni di 2 anziani coniugi in via Monterumici a Treviso. È finito male per un 25enne campano, l'ennesimo caso di raggiro messo a segno stavolta con la tecnica del finto poliziotto. La dinamica è quella già più volte sperimentata dai truffatori. Le vittime, in questo caso marito e moglie di 85 e 90 anni, hanno ricevuto a casa la telefonata di un sedicente vicequestore che li informa del fatto che la loro auto è stata utilizzata per commettere un furto in una nota gioielleria di Mestre. Per questo dovevano collaborare con la polizia, mettendo a disposizione tutti i soldi ed i gioielli che avevano in casa. Monili e denaro sarebbero poi stati ritirati da un delegato per un controllo. Messi in soggezione dal finto vicequestore, gli anziani hanno eseguito gli ordini e poco dopo, puntuale alla loro porta, si è presentato un uomo che in pochi attimi ha arraffato soldi e oro disposti come richiesto sul tavolo del soggiorno. Per
per poi darsi precipitosamente alla fuga. Fortuna vuole che una volta uscito dall'abitazione dei coniugi, mentre attendeva di salire su un taxi, il 25enne con atteggiamento sospetto sia stato notato da un passante che ha subito chiamato il 113. Immediatamente i poliziotti, quelli veri, si sono precipitati in via Monterumici, dove hanno bloccato praticamente in flagranza il truffatore. Aveva nascosto 900 euro in contanti e diversi monili d'oro, successivamente riconosciuti come propri dai due anziani. Il 25enne è stato arrestato e portato in carcere, la refurtiva restituita alle vittime. Il giovane è stato anche denunciato per falso materiale, poiché trovato in possesso di una carta d'identità elettronica con microchip a braso. Anche in questo caso si tratta di un truffatore di origine campana, a conferma delle ipotesi investigative dell'ultimo periodo, che portano a pensare come quella delle truffe sia l'ultima frontiera della camorra, una fonte di reddito redditizia e meno rischiosa rispetto ad altri crimini. A Treviso un corso gratuito di autodifesa con spray anti-aggressione, un'iniziativa civica nata dai genitori, lo ricorderete, dei ragazzi aggrediti lo scorso 6 dicembre a Porta San Tommaso. Domenica 26 aprile all'Adriano Panatta Racquet Club ci sarà infatti un momento formativo aperto alla cittadinanza per promuovere sicurezza e consapevolezza. Quello che è successo ai nostri figli non può essere archiviato come un fatto isolato, scrivono i genitori. È stato un momento di grande paura che ha lasciato un segno profondo. Vogliamo trasformare un episodio negativo in qualcosa di utile per tutti. E oggi pomeriggio c'è stato anche un incontro congiunto tra ULSS 2 e Comune di Conegliano per affrontare un altro delicato caso di cui vi abbiamo parlato proprio nei giorni scorsi, quello della donna che si è resa protagonista di ripetuti episodi di intolleranza nei confronti dei vicini e alcuni giorni fa anche di un'aggressione a una ragazzina di 14 anni. Obiettivo dell'incontro, hanno sottolineato al termine del vertice il sindaco Fabio Chies e il direttore generale dell'ULSS 2 Giancarlo Bizzarri, è quello di mettere a punto il percorso migliore per tutelare da un lato la salute della signora e dall'altro la tranquillità e l'incolumità dei cittadini. È stato allertato a questo scopo anche il medico di famiglia proprio della signora in questione. Andiamo avanti con i nostri temi, siamo all'economia con una notizia arrivata in giornata, trasformare gli stabilimenti di Castrette in un grande polo logistico europeo e italiano della moda. È questo l'obiettivo dell'accordo stretto tra Benetton e Poste Italiane, che arriva dopo anni di profonda crisi per il colosso trevigiano. Si chiama Logistica 360 e da qui sembra ripartire il rilancio degli stabilimenti di Castrette a Villorba, per decenni cuore produttivo del colosso trevigiano Benetton, entrato da tempo in un cono d'ombra. Il gruppo di Ponzano ha infatti siglato un accordo strategico con Poste Italiane per creare un grande polo logistico del settore moda capace di travalicare i confini nazionali. L'obiettivo dichiarato è ambizioso, ovvero sostenere la crescita del commercio italiano ed europeo nella fase della transizione digitale, in particolare dell'intelligenza artificiale. Nelle intenzioni Castrette è destinato a diventare un hub logistico di primo piano, forte dei suoi 400.000 metri quadrati e di una gestione che può arrivare fino a 30 milioni di capi, 45.000 i colli che possono essere lavorati ogni giorno grazie a impianti automatizzati. Questa è la fotografia di una joint venture che è solo all'inizio, ancora subordinata al parere delle autorità competenti, a partire dal garante per la concorrenza. Del resto in campo c'è Edizione SPA, ovvero la holding della famiglia Benetton. Dettagli ulteriori non ci sono, né operativi né occupazionali. Se da un lato CGIL e Cislewill parlano di una potenziale opportunità, dall'altro prevale decisamente la cautela. Noi non esprimiamo al momento alcun giudizio in quanto non conosciamo i contenuti dell'intesa. Abbiamo già calendarizzato per il 5 di maggio un incontro con l'amministratore delegato e quella sarà l'occasione per essere messi a conoscenza sia appunto dei contenuti dell'accordo che del piano industriale che l'azienda intende attuare per tutte le aziende del gruppo Benetton. Piano industriale che non è più rinviabile, rimarcano i sindacati, con quale priorità è presto detto dopo anni difficilissimi. Chiediamo la piena tutela occupazionale. Il 7 di maggio poi incontreremo le lavoratrici e i lavoratori in assemblea e lì decideremo insieme come procedere per garantire ogni singolo posto di lavoro.
Un'informazione di servizio adesso che riguarda l'area dello Pitergino. Da martedì prossimo, infatti, la continuità assistenziale, parliamo dell'ex guardia medica di Oderzo, sarà trasferita dall'attuale sede dell'ospedale dall'ospedale al distretto sociosanitario in via Manin 46. Il trasferimento rientra in un percorso di riorganizzazione dei servizi territoriali. Restano invariati gli orari di apertura e le modalità d'accesso. Si ricorda che per contattare la continuità assistenziale è attivo il nuovo numero unico europeo 116 117, punto di riferimento per l'assistenza sanitaria non urgente. Allora ve lo ripeto, dall'attuale sede dell'ospedale al distretto sociosanitario in via Manin 46. Andiamo alla politica, le elezioni amministrative di maggio. Oggi la presentazione della candidata sindaco del centrodestra per Silea, la 54enne Deborah Leonardi, vicepreside a Preganziol con un lungo passato politico alle spalle. Non me l'aspettavo, no, nel senso che io da 4 anni e mezzo a questa parte ho lasciato il comune e ho chiuso nel cassetto la politica, ho dato 2 anche mandati di chiave perché la mia esperienza politica è partita nel 1999 e ho fatto oltre 15 anni di opposizione, quindi l'opposizione è molto impegnativa e quindi avevo deciso di chiudere questa mia esperienza. Poi il cuore mi ha portato a anche, rivalutare determinate scelte. Una scelta di cuore, afferma la candidata del centrodestra Deborah Leonardi, rientrare nell'agone politico dopo anni passati a battagliare all'opposizione, e quando tutto sembrava chiuso, ecco che l'antica passione le prende di nuovo la mano. Ed è partito dal basso, dai cittadini che ho incontrato in questi 4 anni, che mi sollecitavano a non mollare, a ritentare ancora, e poi l'orgoglio del centrodestra che è convenuto sul mio nome, facendo la quadra e quindi scegliendo me come candidato sindaco. Quindi questa mi ha riempito di orgoglio e anche di un senso di responsabilità non indifferente, ecco. Vicepreside dell'Istituto Comprensivo di Preganziol e insegnante di lungo corso, Leonardi vanta anche un passato in comune a Silea con la lista Silea nel cuore, per cui aveva ricoperto le deleghe all'istruzione fino al 2004. Tanti i temi sul tavolo, dalla viabilità alla sicurezza idrogeologica. Le sue avversarie saranno Angela Trevisin e Federica Melotto. Fa piacere perché le conosco, chi più chi meno, ma sarà una sfida tra donne, quindi io sono contenta che Silea possa scegliere soltanto che una donna. Grande la soddisfazione del centrodestra, che ha trovato la convergenza sul nome della candidata. Devo dire un centrodestra unito, questo era il risultato che volevamo, l'abbiamo ottenuto. Deborah è una bravissima persona con un grande curriculum e aspettiamo una grande campagna elettorale, correremo tutti per lei perché riteniamo possa essere il sindaco migliore per Silea. Queste dunque le dichiarazioni. Allora, invece, questo fine settimana ci sarà la 6ª edizione di Piave Net, la giornata di pulizia speciale degli argini del fiume Piave, promossa da Savno e dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave col patrocinio di Lega Ambiente. L'appuntamento si svolgerà dunque domani, sabato e domenica, con un appendice lunedì 20 aprile. Novità di quest'anno l'ingresso del Consiglio di Bacino Priula e di Contarina, che parteciperanno al progetto attraverso le iniziative di alcuni comuni, con l'intenzione di estendere il coinvolgimento nel 2027 a tutte le amministrazioni del territorio lungo il Piave che vorranno partecipare in Sinistra Piave. L'evento coinvolgerà cittadini, famiglie, associazioni e volontari di una decina di comuni rivieraschi. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi, torniamo tra poco. Rieccoci in diretta da studio con l'edizione di Treviso del nostro telegiornale. Parliamo di scuole, andiamo a Preganziol, ombre di chiusura sul plesso di Frescada Ovest, interrogazione urgente della minoranza col comune che tuttavia rassicura le famiglie. È un equilibrio molto fragile quello che tiene in piedi le scuole elementari frazionali del comune di Preganziol, e a dimostrarlo sono le tensioni che si stanno registrando attorno al plesso di Frescada Ovest, su cui si stanno allungando ombre di chiusura e ridimensionamento, con l'opposizione in comune che chiede chiarimenti. L'amministrazione di Preganziol ha paventato la chiusura della scuola elementare Comisso di Frescada Ovest a partire dall'inizio del prossimo anno scolastico o da quello successivo. Per ora la cosa è stata fermata
confermata dalla contrarietà dei genitori. Per questo abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco per capire se si tratti di una scelta di programmazione dell'amministrazione o sia dovuto soltanto all'inverno demografico. Già, l'inverno demografico che non risparmia nemmeno l'asse del Terraglio, tra Mestre e Treviso, pur tra le aree più popolose del Veneto. È lo stesso comune a rispondere con un dato: se nel 2020 i nuovi nati residenti erano 117, nel 2025 sono stati 93. Al momento dell'iscrizione, in realtà, conferma la sindaca Elena Stocco, non vi erano i numeri sufficienti per l'avvio di nessuna classe prima, né a Frescada Ovest, né Frescada Est, né San Trovaso, tutte scuole che peraltro si trovano a circa 1 chilometro l'una dall'altra. La difficoltà, si legge in una nota, era diffusa. Da qui il coinvolgimento delle famiglie che ha portato alla momentanea partenza della prima su Frescada Ovest, le storiche scuole Comisso. Mancherebbe a questo punto l'ufficializzazione da parte dell'ufficio scolastico provinciale con docenti e personale ATA. Insomma, visto il trend demografico, a Preganziol come altrove si naviga a vista. Alpini in festa, domenica a Paese. Il gruppo celebra infatti gli 80 anni dalla Costituzione, avvenuta nel 1946. Domani sera alla sala polivalente della parrocchia di Paese la serata corale con la partecipazione del coro Anna del Montello. Quindi domenica ritrovo in piazza Nassiria alle 8:30, sfilata fino a piazza Andreatti, quindi alle 9:15 l'alzabandiera all'onore ai caduti e alle 9:30 la messa, a cui seguirà la sfilata fino alla sede degli Alpini, poi gli interventi delle autorità e alle 11:30 un momento conviviale di comunità per festeggiare tutti insieme. Venerdì siamo alle previsioni del tempo, andiamo a sentire dal nostro generale Giancarlo Iannicelli cosa ci aspetta nel fine settimana. Su di noi insiste ancora un'area di alte pressioni, non intenso ma sufficiente perché il tempo sia stabile almeno un paio di giorni, e soprattutto la presenza di quest'alta pressione ha portato un aumento delle temperature che hanno raggiunto livelli ormai quasi estivi. Non dureranno molto, però godiamoci questo momento di tempo, di clima mite. Quindi su tutto il Trevigiano per domani cielo in prevalenza sereno, prima mattina naturalmente un po' di copertura, di velatura del cielo, ma velocemente poi passerà il cielo e il sole risplenderà. Così pure domenica, un po' di variabilità all'inizio e poi cielo in prevalenza sereno. Da lunedì ecco l'alta pressione cederà temporaneamente, ne approfitta in agguato il sistema perturbato che abbiamo visto sulla carta, si abbasserà, scorrerà su di noi, porterà degli annuvolamenti senz'altro maggiori e qualche breve precipitazione, ma scorrerà veloce e già da martedì avremo un tipo di tempo variabile ma tutto sommato non brutto. Un clima mite, veramente un tempo veramente mite anche al di sopra della norma, minime in 13-14 gradi, ma massime intorno ai 23, 24, 25 gradi, queste sempre all'ombra. Da lunedì le massime caleranno, ecco, si aggireranno poco al di sopra dei 20 gradi. L'Adriatico è previsto poco mosso. È tutto. E ora andiamo al Teatro Comunale con uno degli eventi più attesi della stagione concertistica. Vediamo. Entra nel vivo la stagione concertistica del Teatro Mario del Monaco di Treviso con un evento tra i più attesi. Protagonista della serata il violoncellista Mario Brunello, artista di fama internazionale, salito sul palco anche nel ruolo di direttore insieme ai solisti aquilani. È un artista che si esibisce in tutto il mondo e siamo onorati di averlo potuto ospitare ancora nel nostro teatro. È stata una serata di grande successo, di grande pubblico, delle grandi occasioni. Una stagione che continua, quindi nel crescente entusiasmo. Siamo al 7° concerto sui 10 in programma in stagione e questo fa ben sperare per il futuro. Stiamo lavorando già alla programmazione futura e presenteremo la prossima stagione 26-27 prima dell'estate. Un concerto che unisce epoche e stili diversi, dal romanticismo di Schubert alle sonorità del Novecento di Weinberg, offrendo al pubblico un viaggio musicale intenso e originale, un appuntamento che conferma il Teatro del Monaco come punto di riferimento per la grande musica.
Va a coronare e a confermare una straordinaria stagione del nostro teatro, sia sotto il profilo operistico, quindi delle rappresentazioni lirico-sinfoniche che concertistiche. Siamo arrivati quest'anno ad un 50% in più di abbonati rispetto agli ultimi 3 anni, quindi veramente è è stata una stagione importantissima, straordinaria, e che noi assolutamente confidiamo che sia altrettanto, se non ancora più importante, quella del prossimo anno. E noi adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Si sono riuniti in presidio congiunto i sindacati CGIL, CISL e UIL dopo l'ennesima morte sul lavoro in provincia di Belluno. Per i sindacati rimane imprescindibile l'attuazione di politiche di sicurezza più stringenti. La morte di Do Mukhtar non è una fatalità, bensì la diretta conseguenza di politiche sulla sicurezza carenti e mancanza di attenzione agli strati più deboli della società. L'affondo dai sindacati di Filcams, Fisascat e Will, riuniti in presidio all'esterno del centro commerciale della Veneggia, da dove il 34enne di origini sudanesi, deceduto nella notte tra domenica e lunedì a seguito di uno schianto a bordo della sua bicicletta, rientrava dal turno di scaffalista. Bisogna tornare a pensare anche ai lavoratori che sono più al margine della nostra società, che sono soprattutto i lavoratori migranti, i lavoratori stranieri. Noi oggi siamo qui apposta per lui e per tutti i lavoratori che, come Will del Veneto, noi definiamo fantasma. Fantasmi, sì, o invisibili. Sono i lavoratori dei turni di notte, delle tratte anche di 15-20 km a bordo strada in bicicletta, talvolta in monopattino, che poco si vedono e ancor meno si sentono, spesso in fuga da crisi geopolitiche nei paesi di provenienza, come nel caso di Do Mukhtar. È venuto nel nostro paese fuggito dalla guerra nel Sudan, cercava di ricostruirsi una nuova vita, una vita dignitosa, una vita da poter congiungere i familiari, perché solitamente questi lavoratori la maggior parte delle volte lavorano per poi inviare magari una parte del guadagno alle loro famiglie nei loro paesi. Imperativo per i sindacati un cambio di rotta repentino nelle politiche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e del trasporto in itinere, affinché siano garantite per tutti le condizioni minime di tutela dell'incolumità fisica. È indispensabile che ci sia una vera tutela della sicurezza sul lavoro, che ricordiamo parte da quando io mi alzo la mattina e vado al lavoro e quando torno a casa, che sia in bicicletta, in macchina, in qualsiasi mezzo. Non può succedere che un lavoratore cada, muoia in bicicletta durante un turno finito di notte, avventurandosi in strade, tra l'altro anche con poca illuminazione. La sicurezza va garantita da parte delle aziende e anche da parte delle istituzioni. 3 motociclisti morti sulle strade bellunesi in meno di una settimana. È emergenza sicurezza stradale. Stamattina sul punto si è svolto un vertice in prefettura. Nuove procedure da attivare sulla scorta di quelle consolidate del piano neve, cioè filtraggi a Ponte nelle Alpi e dopo Cortina, regolamentazione del traffico con movieri e cartelli con messaggi luminosi variabili e poi implementazione dei controlli e certamente attenzione alla sicurezza delle infrastrutture stradali. Sono le indicazioni emerse dal vertice convocato a Palazzo dei Rettori dal prefetto Antonello Rocco Berton dopo il drammatico bilancio di 3 schianti mortali in meno di una settimana che hanno coinvolto altrettanti motociclisti. Partendo anche da un dato statistico che comunque ha evidenziato un aumento dei controlli e una diminuzione degli incidenti. Ciò non di meno, alla luce anche di questi ultimi incidenti purtroppo con esito mortale, si è stata disposta un'intensificazione delle misure di controllo. Al tavolo con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, ANAS, Veneto Strade e SUEM 118, anche i rappresentanti delle polizie locali e della provincia. Tutti concordi nel demandare ad apposito tavolo tecnico mandati precisi. Controlli e prevenzione procederanno di pari passo. Una intensificazione di misure di controllo con l'ausilio da un lato della strumentazione tecnica, ove possibile, dall'altro con di ulteriori forze di polizia, anche e soprattutto da parte delle polizie locali che hanno assicurato il massimo impegno per collaborare. Dall'altro la prevenzione, quindi con sia campagne informative che coinvolgono non solo questa provincia ma un po' tutto il territorio regionale e anche i cartelli, diciamo, le segnalazioni luminose da parte degli enti proprietari della strada. Il trend dell'incidentalità è in lieve diminuzione, di contro sono stati intensificati i controlli su strada
strada che fungono da deterrente anche e soprattutto per le cosiddette gare non autorizzate, che sovente si svolgono fra le curve dei passi dolomitici e fra quelle della 251 che portano alla diga del Vajont. L'effetto deterrente è sicuramente dovuto, è connesso alla presenza delle forze dell'ordine, e questo quindi verrà disposto un'intensificazione, e quindi già quello avrà un effetto deterrente. Poi è allo studio l'installazione di un dispositivo di rilevazione della velocità, naturalmente ho fatte tutte le verifiche normative e tecniche perché ciò possa essere possibile. Il Veneto fa squadra per la valorizzazione delle aree montane, pronto il documento unitario prodotto dalla Regione, Comuni, Unione Montane e presentato questa mattina a Cortina agli Stati Generali dei piccoli comuni. Da Cortina proposte concrete per guardare avanti e definire la strategia per il rilancio dei territori montani. Gli Stati Generali dei piccoli comuni montani del Veneto si confermano luogo dove gli amministratori si sono parlati senza filtri per costruire soluzioni ai temi più cogenti. Spopolamento in primis e poi dissesto idrogeologico, mobilità e servizi che richiedono politiche mirate e una visione lungimirante. Le sfide da affrontare nel breve termine sono quelle legate anche alla nuova legge sulla montagna, con il DPCM che ha riclassificato i territori montani. Chiaramente come Regione abbiamo lavorato in sede di conferenza Stato-Regioni, continuiamo a lavorare e ovviamente da parte della Regione il sostegno c'è. Passaggio concreto, la firma del documento che ANCI ha elaborato e condiviso con la Regione e l'UNCEM da inviare agli enti superiori. Il Veneto guarda avanti, che il Veneto, diverso da altre parti d'Italia, riesce a lavorare assieme. Questa è sempre stata la forza del nostro territorio e è il valore aggiunto che noi daremo anche nel confronto a livello nazionale sulla legge della montagna. In montagna ci sono delle peculiarità che sono caratteristiche delle nostre zone, quindi una grande e accentuata propensione allo spopolamento, che è fondamentalmente la battaglia più grossa che i comuni di montagna devono affrontare, perché perdere persone vuol dire perdere cura del territorio, perdere servizi, e quindi questa è la sfida vera per i comuni montani. La legge Calderoli una conquista, per ora tutta da declinare, soprattutto in tema di risorse, ma servono strumenti operativi, ha detto il presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Strumenti operativi, meno burocrazia e più fiducia nei sindaci. È giusto confrontarsi con coloro che la montagna la vivono, ma soprattutto con coloro, i sindaci, che stanno costruendo un futuro per questi territori. Noi come ANCI Veneto vogliamo essere al loro fianco e portare le loro istanze sul tavolo della Regione, sul tavolo dei ministeri, perché sono territori straordinari che vanno valorizzati, che vanno accompagnati in un percorso di crescita. Una montagna luogo di opportunità e qualità della vita, capace di trattenere i giovani anche grazie all'eredità irripetibile lasciata dai Giochi Olimpici invernali, non solo per Cortina ma per tutte le terre alte. Le Olimpiadi hanno aperto uno scenario anche da un punto di vista di stakeholder che stanno investendo sul territorio. Il turismo sta diventando preponderante ancora di più su quello che è il rilancio di una località turistica, e quindi stiamo facendo anche da un punto di vista, chiamiamolo, di software, quindi non più hardware, di costruzione, ma di dare opportunità ai nostri giovani di performare e documentarsi ancora di più e avere formazione su quello che è il settore del turismo. È davvero tutto, una buona serata, arrivederci.